Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Sono Marco, ci siamo sentiti prima. Ah sì, Franco concessionario, esatto. Buongiorno, Franco concessionario. No, mi hai detto di passare che ha qualche occasione per me. Ci farebbe piacere un'auto affidabile, 7 anni di garanzia, macchina sicura, ha bisogno di poca manutenzione, sotto i 3.000 euro. Sì, certo, magari. Magari, infatti purtroppo non esiste. Però, tu mi vai a passare il foglio con le perdibili occasioni che abbiamo questa settimana con i concessionari. Imperdibili dovrebbe essere. Allora ragazzi, soli 4.500 euro. Dopo comunque se mettiamo d'accordo, sai? Sì, ma è lui che la deve comprare. Allora, qua ho un 1.3 diesel multijet, proprietario mancato 7 anni fa, macchina mai più messa in moto. Ma che macchina è? Grande punto. Sì, ma funziona dopo 7 anni? Grande punto di domanda, questo non so. Tu sei una settimana che prova attaccano. Scusa, me la vende a me ora, non ho capito. Ascoltami. Soli 4.500 euro. Dopo comunque, ripeto, se mettiamo d'accordo. Ma devo compro io. Da Opel Mokka piccola, da 1, Mokka da 1. Abbiamo versione media, Mokka da 3. Stiamo a parlare della macchina o una macchina di caffè? Io sono in 4. No, è la Mokka più grande, ti sconsiglio che dopo il caffè fa schifo, dopo rimai. Meglio! Che serve una macchina? Mokka piccola, ma più volte è Mokka grande. Non capiamo, ma faccio i giri che siamo in 4 e ne porta 3. Cioè, ma se voglio parlare di macchina. 4.500 euro, sì, tanti. Dipende qualcosa. Io devo comprarla la macchina. Allora ascoltami, ho una senza specchietti, senza paraurti, senza poggiatesta posteriori, senza fanai. E che fine hai fatto? Cascai. Ma che macchina è? Cascai Tokyo dappertutto ragazzi. Soli 4.500 euro, dopo comunque se mettiamo d'accordo.